Amici di tutto il mondo e paese, oggi siamo a Loreo. Loreo, bellissima città, appunto del Polesine. Voi sapete che noi abbiamo un'attrazione fatale verso questo territorio. Oggi siamo qua perché c'è una delle sagre più importanti del mese di giugno ed è la Sagra del Pane, 15ª edizione. Adesso andiamo a intervistare un bel po' di personaggi e vedere un po' cosa succede in questa bellissima sagra e poi dopo ci vediamo a fine puntata. Festa del Pane, 15ª, dà un'idea del senatore Bartolomeo Amidei, che poi cercheremo di intervistare. Certamente, uno dei promotori di questa cosa per portare avanti la tradizione del pane di Loreo. È nata questa sagra che veramente riscuote un buon successo da tutte le parti. Abbiamo anche sindaci da molto distante, abbiamo rappresentanti da Montalto di Castro e da vicino Tarquinia praticamente, e oltre che Santo Stefano di Cadore e tutti i comuni limitrofi qua attorno da noi. Grazie Diego, adesso andiamo a vedere un po' di cose, speriamo nel pomeriggio ci sia bel tempo e complimenti ancora. Grazie mille, grazie a voi, vi aspettiamo tutti a Loreo. Allora, il senatore Bartolomeo Amidei, naturalmente tutti l'hanno celebrato come l'inventore di questa festa. Tanto complimenti, 15 anni, un successo sempre strepitoso, una bellissima cerimonia. Cosa puoi dire di questa festa del pane? Rimane sempre una grande festa sia per le migliaia di persone che riesce a raccogliere, sia per i valori che ha e rappresenta questo momento per tutti noi. Celebrare il pane, celebrare un alimento così buono, nutriente, simbolico, simbolo di pace, di cordialità, rappresenta per il nostro territorio, per questa città, un momento di cultura, un momento di socializzazione, un momento di folklore, perché ci si diverte, si fa festa. E quale miglior cosa fare festa mangiando del buon pane, abbinandoci vicino anche del buon salame e poi tutti i prodotti tipici locali nostri. Ma soprattutto questa festa, quando l'ho pensata, l'ho voluta, l'ho fatta coincidere con la terza domenica di giugno, che coincide con la trebbiatura, perché il pane magari a volte sfugge, ma si fa con la farina del grano e il grano si miete in questo momento. Quindi c'è tutta una tradizione legata a una cultura contadina, con le tradizioni, con tutti quegli aspetti curiosi che nella rappresentazione della battitura a mano, come veniva una volta, vengono anche descritti e il fascino di quella vita contadina, di quell'economia autarchica, dove ci si conosceva in quelle corti grandi contadine e ci si poi innamorava, ci si sposava. Pensate com'era piccolo il mondo una volta. Oggi i confini non ce ne sono più, in poche ore si va dall'altra parte del mondo, è cambiato tutto, ma questi valori rimangono e rimarranno sempre. Festa del pane, la Sagra del Pane qui a Loreo. Tanta gente ancora nonostante il tempo incerto. Oggi è stato un evento veramente eccezionale per il fatto che ci sono stati tanti sindaci anche fuori zona, oltre ai sindaci del Parco Delta del Po, e questo ci ha dato lustro e motivo anche di crescere, di voler crescere su tutto il fronte. Questo momento, come tutti gli anni, che crea convivialità e porta la cultura del passato ad oggi, sia per conoscere quello che è stato nel nostro passato che per il nostro futuro. Questo è assolutamente importante, perché di solito quando si dice
chi non conosce il nostro passato non può vedere bene il nostro futuro, e questa è una cosa fondamentalissima sia per noi che per i nostri figli. Io devo ringraziare tutte le associazioni, la Proloco in particolare, perché comunque la Proloco è sempre stata la fautrice e il motore di tutto quello che è stata questa organizzazione e la manifestazione, soprattutto nelle persone che lavorano una settimana prima di questo evento per realizzare il tutto, perché dopo tutto si raggruppa nell'ultimo giorno di manifestazione, perché tutto è bello e tutto è organizzato, però ci sono settimane e settimane di organizzazione prima. Io invito tutti, anche persone come l'ho già fatto prima, invito tutte le persone dei paesi limitrofi, ma anche non, di visitare il nostro bel comune, di visitare la nostra bella sagra, che comunque porta cultura, tradizione e assolutamente buone cose. Grazie. della vostra presenza, perché una festa come questa, che ormai è sentita non solo a Loreo ma anche fuori dalle mura della nostra città, è sempre comunque una bella cosa che ci sia la presenza anche vostra. Un ringraziamento va da parte mia, come dicevo prima, a tutti i colleghi sindaci della nostra zona, perché siamo dentro il Parco del Delta e io invito sempre tutti i sindaci, qualcuno si è scusato che non poteva essere presente, ma tanti sono qua con noi e sono presenti, e questo mi fa molto piacere. Un ringraziamento agli ospiti quest'anno, che Ermanno Nicolai, sindaco del comune di Tessenano in provincia di Viterbo. Dopo. Tito Mezzetti, che è assessore al comune di Montalto di Castro, sempre in provincia di Viterbo, che è lui a fare le veci del sindaco Sergio Cacci, che per varie vicissitudini non ha potuto essere presente. E la nostra sindaco Alessandra Buzzo, che per il secondo anno è qui con noi, e che con il comune di Santo Stefano abbiamo fatto il gemellaggio dei prodotti tipici, perché l'anno scorso abbiamo iniziato questo cammino e questo progetto che sta portando buoni frutti, perché la nostra delegazione con il mio vice sindaco ed altre persone sono stati da loro, sono trovati bene, hanno portato quello che era la nostra cultura, i nostri prodotti, e voi state portando da noi, e questa cosa sta crescendo, sta nascendo bene e si sta sviluppando. Tutto per dire cosa? Per dire che i prodotti del nostro territorio sono prodotti che vanno valorizzati, visti e portati anche all'esterno, e così hanno fatto anche loro. Di conseguenza è nato tutto questo progetto, che mi auguro nasca anche con altre realtà, con altri comuni, con altri enti. Un ringraziamento particolare da parte mia va alla Proloco tutta, al Presidente, che hanno lavorato giorno e notte come tutti gli eventi, alla Protezione Civile e alle altre associazioni, perché oltre a tutte quelle persone che in silenzio, perché adesso magari nomino le associazioni, nomino la Proloco, nomino la Protezione Civile, che è giusto che sia così, però ci sono tante persone, io me ne sono accorto ieri sera che hanno fatto quasi 300 pasti ieri sera in Piazzale Europa, ci sono tante persone in silenzio che comunque nessuno le nomina, nessuno le vede, ma che tutte stanno lavorando giorno e notte. Io vorrei adesso un applauso per queste persone qua, perché tutto quello che noi riusciamo a realizzare, tutto quello che è l'orgoglio di questo paese, di questa bella cittadina, va fatto con la volontà, col volontariato e con la forza di tutti, e questa è una grande famiglia che si sta riscoprendo veramente unita. Nel 1400 il barbiere faceva anche il cavadenti. Quando andava bene si cavava il dente per intero e non succedeva nulla, ma solitamente si spezzava un pezzo di corona e allora si adoperava martello e scalpello per togliere le radici.
Puntata finita, sempre qua a Loreo, bellissima sagra, complimenti a tutti i volontari della Proloco, complimenti agli amministratori che hanno dato una mano, complimenti a chi si impegna a fare queste cose, non è facile, decisamente è un impegno grandissimo anche dal punto di vista economico e anche organizzativo. In ogni caso, da Leandro Maggi e dal mio grande sodale al di là della telecamera Davide Milan, è stato veramente un piacere. Ciao ciao!